Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un barlettano. Un barletto calcio senza precedenti, a sera via e a tengo a mente, alle barlette col Gino Pastore, a cantava tutti i tecni a nord. Ho già barletta che tende artista, che barletta veste l'avete vista, sopra Castiglio San Cecco ma fa nova che da bella canzone. Buongiorno barletta, buongiorno Maria, a tutto quanto ci fai compagnia, buongiorno Luigi, precisamente frastini. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone in barlettano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un barlettano vero. Ho già barletta Simone Fanetti, so vero che mette poramente, con un vestito che appare solo, e a domenica si bel solo tu. Ho già barletta che stavo distretto, e soffocasse quella burbetta, un pezzo di teglia quando malinconia, fiuto vende era a casa mia. Buongiorno barletta, buongiorno Maria, a tutto quanto ci fai compagnia, buongiorno Luigi, precisamente frastini. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone in barlettano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un barlettano vero. Buongiorno, buon venerdì 21 settembre, buongiorno a tutti quanti voi amici di Barletta Vest. Qui siamo vicino a Eraclio, il nostro papà, e presto vi faremo anche a lui una bella festa dedicata a lui, completamente dedicata a lui. E allora, buongiorno. Oggi è un po' più in ritardo perché devo andare a prendere la mamma, devo andare a fare un po' di servizi. Abbiamo avuto la fortuna nella sfortuna di avere questo giorno libero. E niente cari amici, che dire, Barletta si sta preparando per la notte bianca, una notte bianca particolare, una notte bianca all'insegna del cultura, dove ci saranno tutti i musei aperti, il castello aperto gratuitamente, ed è bello, dai, è una bella cosa. Barletta Vest. Voglio salutare tutti gli amici. Purtroppo la linea qua non lo so perché, ma la 3 sta dando un fastidio che mi sta facendo innervosire. E dicevo, oggi abbiamo approfittato che
dobbiamo dedicare una giornata alla mia bella mamma, dobbiamo fare un po' di cose insieme e siamo qua alle 9:15 a fare il buongiorno, un orario insolito per Barletta Vest. E dicevo, per chi non ha visto la buonanotte di ieri, una bellissima buonanotte a Marcord, praticamente c'è stato veramente un ritorno al passato, di dove, che cosa c'era là, che abbiamo parlato di tutte le cose che ora non ci sono più, le benzine, le pizzerie, i bar, le persone. È stata una bella puntata, veramente bella. Per chi ha una Marcord che vuole rivivere queste belle cose che abbiamo vissuto noi ragazzi, le benzine, lì c'era la benzina, lì c'era la pizzeria, lì c'era il bar, lì c'era Nani di Summit, ed è stato veramente bello, veramente bello. So che dura tanto, però per chi sta a casa io vi consiglio di vederlo, veramente bello, credetemi, è una bella puntata. Stavamo io, Enzo, Carmela, Michele, e a volte si dice, però vi posso garantire che Barletta è cambiata tantissimo, tantissima. Ciao Marco, ciao Ruggero, ho visto la Vicky, ho visto mia sorella Irene. Ciao, buongiorno a tutti quanti voi. Perfetto, Barletta. Sì, Ruggero, veramente è stata proprio bella la buonanotte ieri, ma ripeto, è stato tutto involontario, tutto all'improvviso è stato, ma le cose più belle nascono sempre quando tu non progetti niente. È bello, ripeto, a Marcord abbiamo parlato un po' di tutto. Ecco qua il nostro bellissimo mare, nonostante siamo al 21 settembre. Barletta Vest, la associazione. Barletta, quando puoi fare di più, tanto puoi fare di più tu, ma non immagini quanto, se questi amministratori che si credono i padroni della nostra città, che credono di avere il potere, se il popolo rispondesse un po' di più. Ciao, Bettimano alle Lurus, ma dove chiarire, a farsi un bagno, a farsi il vangle, bravo. Non può essere che il mare di settembre è un po' freschetto, però si fanno dei bagni pulitissimi, l'acqua pulita. E come no, Don Bruno, stiamo preparando una serata veramente bella per il 29 settembre, sabato 29 settembre, alla chiesa San Giacomo, dove festeggeremo San Michele. Faremo veramente una bellissima serata, ve lo possiamo garantire. Un saluto a Giancarlo Spinazzola, buongiorno, buon lavoro se stai a lavorare, o buon footing. E siamo qua anche oggi, nonostante
il tempo libero che ho oggi, ho detto ma perché non fare il buongiorno ai nostri amici di Barletta a Vesti che ci vogliono sempre bene. Buongiorno Joel, buongiorno. E che dire amici, che dire ragazzi, io vi auguro sempre il meglio del meglio, buon inizio weekend, un lungo weekend, oggi è venerdì 21, auguri a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, auguri, ma di vero cuore, auguri, qualsiasi ricorrenza, compleanni, matrimoni, qualsiasi ricorrenza, auguri. Non so che santo è oggi. E non ci interessa, Salvatore, prima vediamo la Juve e poi andiamo a vedere la festa. Poi abbiamo i maxi schermi, non ti preoccupare. E tu hai da apartheid, che nasconde 7 cime qui. Anche il 7 purtroppo c'è la Fanova e c'è Inter Juventus. Che mi interessa a me di Inter Juventus? Io devo pensare prima alla Fanova, alle tradizioni. Non è che le partite devono essere più importanti delle cose che vengono una volta all'anno. Le partite deve essere con nonchalance e poi questo bellissimo. Ma quanto è bella questa cosa, mi piace assai. Lasciatemi cantare, che bello, questo è un posto io che veramente lo amo vedendolo così, mi piace assai. Perché ne sono fiero, sono un barlettano vero, questo è poco ma sicuro, questa è un'etichetta che me la posso mettere da solo, senza che me la mette qualche altro. Me la metto da solo, io sono un barlettano vero, come tutti gli amici di Barletta a Vesti che sposano il nostro progetto, ma non a chiacchiere, perché ci sono quelli a chiacchiere e quelli tanto per, e quelli che veramente ci tengono, tipo Michele Antonucci, Raffaele Rizzi, Peppe Di Bari, Francesco Lanotte, Enzo Delvi, Angela, Vicky, tanta gente che ha sposato questo progetto che ci tiene veramente. E chi veramente ci tiene alla Barletta non se ne pentirà sicuramente, non se ne pentirà. Chitarra e la tavola blu, che belle ragazzi, vedete che spettacolo, ragazzi, che spettacolo. Barlettano vero, che bello amici, che bello. Buongiorno Luigi Zagaria, buongiorno, grande Luigi Zagaria, grande amico mio, grande fratello. Tutti che vengono a pescare, sì, beh, così si fa, così. Di cantare. Sono un barlettano vero. Vedete cari amici, poi domenica mi sa che finisce il fermo della pesca e tutti quanti a pescare, e ci sarà un buon sulle tavole dei barlettani un buon pesce, dei pesci abbondanti, speriamo. Vedete il pescatore che tira la rete, bellissimo.
E allora amici, dopo questo bellissimo mare, questo bellissimo spettacolo, io vi auguro il meglio del meglio in tutti i sensi. Fate l'amore, non fate la guerra. Da Barletta Vest, l'Elurus. Ciao a tutti e buona giornata. Marren grazie, Barletta Vest, l'associazione. Barletta Vest e resto poro, l'annacante i creator. Barletta Vest, con l'Elurus, battemi mano all'Elurus. Ale Barlet, non ma gredeia, all'Elurus, battemi mano. Sente Barletta Vest, ste Enzo Delvi a presente. Io non voglio a sé perfetto, ci sono dentro che Barletta